vi racconto una cosa molto bella. L'anni 60 più o meno così, c'erano le donne, erano così attive, quando andavano a lavorare tiravano lo ciuccio con la capezza, diciamo un ventaglio come dicevano i cani, e camminavano con un'altra mano, avevano il bambino con la mano e poi nella pancia c'avevano un altro bambino e camminavano. Non so quella forza che avevano queste donne, veramente una cosa tremenda. E poi ancora portavano la culla, la bocola in testa, questa la spara, la chiamavano la spara. Questa era come un cuscinetto di stoffa, mettevano cose in testa così, mettevano così, qua portavano la... Come facevano a reggere questo equilibrio? Il bambino in testa qua camminava senza mano, non so veramente come facevano queste grandi donne, veramente possiamo dire che erano veramente atlete, avevano tanta concentrazione e perciò erano tante anche, camminavano, filavano, filavano e camminavano, diciamo erano veramente molto intelligenti. Le donne di oggi diciamo sono intelligenti, per carità, io non è che giudico qualcuno, però quelli non si lamentavano mai, i bambini l'accudivano, non si lamentavano mai, non lo so come facevano, erano veramente formidabili. Adesso facciamo una sonata di oggi.